Franzoso, persona che devo dire abbiamo l'onore di ospitare a Portoviro, uno scrittore veneto che però dai suoi best seller, possiamo definirli così, hanno addirittura tratto dei film, quindi pensiamo a Bambino Indaco e anche a questo libro che verrà poi tradotto in un film. Io vi consiglio naturalmente di leggerlo perché leggere un libro è sempre molto meglio che guardarsi il film. Insomma, sono i casi, sono qui le recensioni che sentiamo di quando qualcuno legge un libro appassionatamente e poi appunto va a vedersi il film. Comunque, parentesi a parte, grazie Marco di essere qui con noi a Portoviro. Lo sportello SOS Donna è una realtà importantissima della nostra città che ha avuto un ruolo ancora più profondo durante la pandemia, durante il Covid, quando purtroppo tante donne erano costrette a rimanere in casa magari con il proprio aguzzino, con le vittime di violenza domestica, e sappiamo che con la pandemia era difficile sia chiedere aiuto che poter uscire dalle mura domestiche. Abbiamo avuto infatti un incremento dei casi di richiesta d'aiuto proprio in quel periodo e devo dire che Alto di Terra è un'associazione di cui vado fiera perché non solo è combattiva ma ci crede in quello che fa. E quando si parla di violenza non si intende solamente quella femminile, la violenza può essere di tutti i tipi, può essere fatta nei confronti di una donna, nei confronti di un familiare, di una madre. Abbiamo avuto anche un caso recente qua a Portoviro che siamo riusciti appunto a prendere in mano, nei confronti di minori. Quindi la violenza può avere vari aspetti. Noi stasera siamo qui per affrontare insieme a Marco, insieme al nostro scrittore, vari temi, perché qui si parlerà non solo di quella che apparentemente vittima poi diventa carnefice. Buonasera, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo in diretta. Siamo a Portoviro questa sera in compagnia di Marco Franzoso, che è un autore di origine cavarzerana e che poi i suoi genitori si sono trasferiti ad Olo e adesso è qua a Portoviro. Buonasera. Questa sera presenterà il suo ultimo libro, La lezione. La lezione che parla di una donna, che parla della vita di questa donna un po', diciamo, sfiduciata, un po' come si può dire, che vorrebbe rinascere. Ma volevo raccontare in realtà la storia di una donna normale in un momento di passaggio della sua vita e cercare di raccontare com'è la vita davvero di una giovane donna oggi. E anche raccontare le difficoltà che fa per esempio nel mondo del lavoro proprio per il fatto di essere una donna. E poi però mi piaceva l'idea di raccontare la storia di una donna che a un certo punto si ribella e dice basta, e così sono stato a vedere un po' cosa succedeva, l'ho osservata e ho osservato le sue reazioni. È una storia ovviamente non reale, inventata, ma potrebbe benissimo essere reale, perché so che comunque uno dei tuoi primi libri è stato un po' di tua autobiografia. E qua hai preso spunto da una storia, da qualcuno che conosci, oppure è proprio una storia che ti è venuta così di getto? Ma in realtà questa è una storia che avevo in testa da tanti anni, è una storia di stalking, quindi c'è questa giovane avvocata che viene seguita da un suo vecchio assistito e avevo voglia anche, rispetto agli altri libri miei precedenti, di affrontare il genere, quindi di scrivere proprio un thriller. Avevo voglia di scrivere un romanzo che ti attaccasse alla pagina, dove succedessero molte cose, molti colpi di scena, insomma, e ho scritto questa. Non è autobiografica, però io faccio sempre molta ricerca prima di scrivere, quindi ho intervistato molte persone, ho intervistato dei magistrati, dei poliziotti, delle donne stalkerizzate, e quindi non è autobiografica, però parla di storie vere. Storie reali che, sì, che poi comunque ti sono venute fuori parlando con altre persone. Fra l'altro i tuoi libri i tuoi libri diventano anche, sono molto filmografici, sì, se così si può dire. Sì. Si potrebbe parlare anche questo è una trama che potrebbe diventare un film. Questo in realtà poi effettivamente probabilmente diventerà un film, molto probabile, insomma, perché c'è una casa di produzione che ha preso i diritti ed è molto interessata a farne un film, e credo che si presti, e probabilmente questo succede perché io ho una scrittura molto visiva, racconto proprio molto spesso ciò che vedo,
e quindi nel cinema questo si adatta al cinema, insomma, si prestano i miei libri a trasposizioni cinematografiche. Quindi gli sceneggiatori sono anche molto facilitati in questo senso, tu poi collabori con loro oppure poi diventa una cosa... Ma generalmente no, nel senso che sono proprio due lavori diversi, la scrittura di un romanzo e la scrittura di una sceneggiatura, quindi fin qua no. E credo che sia giusto così. Poi chi scrive il libro secondo me non è la persona migliore per scrivere la sceneggiatura perché è troppo attaccato al libro, quindi come magari in altri casi può essere utile che dia dei consigli, però... E ti piacerebbe fare il contrario, forse magari scrivere una sceneggiatura direttamente per un film? Questa è una cosa a cui sto lavorando in questo momento, sì, questo mi piacerebbe molto, insomma, mi piace, ci sto lavorando, diciamo, sì, mi interessa pensare a una scrittura che non è indipendente, perché la scrittura per il cinema non è indipendente, perché dopo deve essere il regista che ne trae le cose, e quindi mi piace anche quest'idea di lavorare proprio per scene, per strutture molto più semplici se vogliamo, perché quelle del cinema sono strutture più semplici dove l'idea deve essere molto più evidente, più visibile, più rispetto a un'idea che tu puoi avere quando scrivi narrativa, insomma. Quindi, e poi ho anche voglia di fermarmi un po' con i romanzi e di sperimentare qualcosa di diverso. Sì, scrivere di altre forme, insomma, quindi il cinema, magari probabilmente scriverò qualcosa per il teatro, così. Beh, guarda, siamo in Basso Polesine che si presta molto come scenario anche per un film, magari la tua sceneggiatura partirà proprio da qua. Guarda, perché no? Pensiamoci. Sì. Grazie veramente, buonasera. Grazie a voi. Grazie.